la prima volta e chi ci continua a seguire dopo il fantastico weekend passato insieme. Eccoci qui, entriamo nel cuore del Carnevale 2021 e le sorprese per voi saranno innumerevoli. Non è vero, Giorgia? Certo, cara Manuela, buon pomeriggio, eccoci qua. Oggi impavidi, tamponati, sanificati, spavaldi e soprattutto scalpitanti per partire in questo meraviglioso carnevale tradizionale, emozionale, digitale. Brava, hai studiato. Sì, sarà il carnevale quest'anno ad entrare nelle vostre case, ma ci siamo accomodati qui in una cornice prestigiosa, il Casino Cavendramin Calergi, che ringraziamo di cuore, un amico storico del carnevale, e abbiamo fatto tutto a modino. Ci teniamo a sottolineare che questa trasmissione rispetta pienamente le norme di sicurezza. Non è vero, Georgette? Eccoci qua. Che fai? Che fai? No, hai detto ci siamo accomodati, mi sono accomodata. Sì, ma non ci allarghiamo allora. Non ci allarghiamo. No, mi sono messa qui bella comoda. Sì. Anche perché devo testare questa bellissima scenografia. Approfitto a proposito per ringraziare il nostro direttore artistico Massimo Checchetto, brava, che è anche l'autore di questa bellissima scenografia, che come vedete è diciamo un po' in stile steampunk. Sì, è vero. Ci porta anche degli spunti culinari, enogastronomici, con queste forchette, pironi, cucchiai. Ci mettiamo a tavola? Non subito. Ecco. Beh, potremmo anche farlo, tanto siamo solo noi qua, no? Ma aggiungi un posto a tavola, per cortesia. C'è un amico in più. Ma brava! Se sposti un po' la seggiola. Chi c'è? Chi c'è? Che siamo soli? Ma noi qui non ci facciamo mancare nulla. Abbiamo la bellissima, l'unica, vera, irripetibile, ce l'abbiamo solo noi, la Maria Biennale Linda Pani. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Che bella. Grazie, mi piace il mio abito. Bellissimo. È un abito molto, direi, sobrio quasi, direi, vero? Questo è l'abito della Nasi. Capito, e che cos'è la Nasi? No, com'è la Nasi? La Nasi è il famoso ente spaziale italiano. C'è la NASA. Scusate, devo spiegare le cose. La NASA è l'ente spaziale americano, la Nasi è l'ente spaziale italiano. Tu adesso parti per... No, Giorgia, non è questo la NASA. Mi sembrava. Tu non mi devi contraddire in trasmissione, perché sai che rischi il sorcio morto in camerino, sei la nuova leva, eccetera, eccetera. La più giovane. Allora questo non è l'abito della proclamazione di Giulia Nasi, la Maria dell'anno 2014, vestita per l'Atelier Pietro Longhi di Francesco Viggi. No, è della Nasi. La stazione aerospaziale italiana. Avevi ragione. Sì, è quello. Vedi, molto bene, molto bene. Comunque è bello, molto bello, stai bene anche oggi. Benissimo, insieme alla nostra Linda abbiamo anche l'Omero dei nostri giorni, il cantore di Venezia, Alberto Tosofei. La vostra felicissima quota azzurra. Vedi, qualcuno è felice di essere una quota azzurra. Bene, siamo felici anche noi. Prima al mondo. Prima nel mondo. E teniamocelo caro, perché sai, l'unico uomo qui così. Sì, effettivamente per un principe azzurro deve esserci anche una principessa. Eccomi qua. Allora, pronti, facciamo su. Ma cos'è quella luce che irrompe da lassù? Ma cos'è? Ma cos'è? È l'Oriente e Alberto è il sole. Oh, Alberto! No, fermi tutti. Allora, se challenge deve essere, challenge sia. Oh, Alberto, che cos'è l'amore? Se non un apostrofo rosa tra le parole, Alberto Tosofei. Io sono senza parole davvero. Ma veramente, meglio, Quindi, Linda, scusate. Sì. Tra i due litiganti il terzo gode, quindi posso partecipare anch'io, giusto? Vabbè, allora, adesso... tra i due litiganti il terzo gode te lo devi meritare. Certo. Vuoi provare subito oppure ci vuoi pensare un attimo su? Non ti preoccupare, io ci penso alle mie giovani armi di seduzione. Senta la signorina, oggi sfida, Va bene. Continuiamo questa puntata croccante, direi. Sì, quasi frivola, friabile, fragrante, frizzante, piccante, brillante. Brava. e eccitante. Andiamo a salutare anche le nostre due bellissime cantanti musiciste. Ma sì, andiamo salutiamole, la nostra Giulia e la nostra Lietta, che ci allietano dall'Eden delle meraviglie. E poi
E poi chi c'è? Ma naturalmente il nostro meraviglioso anfitrione, il principe Maurice! Ecco! Che non è qui perché è in camerino, lui ci Si sta incipriando. Dovete vedere che cosa sta facendo una preparazione. Non svelare troppo perché altrimenti ci porterà tanti ospiti illustri e poi andremo anche alla scoperta di tante tradizioni e segreti del carnevale con dei video, delle scoperte veramente particolari e vi sveleremo qualche aneddoto che sono sicura vi stupirà, perché non sapete tutto, non sapete ancora tutto. No, infatti io direi che potremmo anche lanciare delle nuove sfide. Io vedo qua dei protagonisti veramente capaci nei loro mondi di sfidarsi, di confrontarsi il presente con il passato. Insomma, il futuro. passato, Alberto, nel senso di storia. No, certo. Non ti vedo per niente impolverato dalla storia. Mi sembra che non hai nessuna rughetta. Però la sfida è interessante. Linda, ma tu sai cos'era un corsetto? Sì, era quella cosa molto stretta che non permetteva di respirare, tipo il nonno del push-up, giusto? Beh, caspita. Cosa vorresti dire questo Beh, nonno? scusa, perché tu sai che cos'è un crop top? Un crop top. No, però Linda, No, ragazzi, cercate su internet, il crop top è una cosa molto fashion, è una specie di maglietta tagliata che fa intravedere un po' di pelle. Una volta c'era il push-up, adesso si tira fuori la pancetta. Come minimo prendo subito la polmonite. Vabbè, lasciamo perdere. Io direi che Linda ne sa più del matto Bertoldo. Allora, io direi che le lascerei proprio la parola. Penso che qui sia arrivato il momento. Come finalmente? La ragazza si allarga. Io qua allora Vai con i collegamenti social. vai con le virtual rooms. Ragazzi, sapete che sto scherzando, però no, è importante, dato che è un carnevale virtuale, voglio ricordare gli appuntamenti online, quindi andate sul sito www.carnevale.venezia.it perché potete trovare tutte le stanze interattive dove potervi iscrivere e poter partecipare al carnevale in maniera attiva. Quindi ci sono le stanze per i piccoli, ci sono le stanze per i teenager e la stanza per il concorso delle maschere più belle, però noi intanto andiamo ad indagare su che cosa sta succedendo nella stanza dei bambini. Quindi vorrei aprire il collegamento con la nostra inviata speciale Silvia Lavarini. Pronto Silvia? Mi senti? Io non sento te però. Ciao Silvia. Faccio il playback. Collegamento Ciao, con i Linda. ragazzi. Eccola. E oggi andremo a fare le maschere in 3D. Te ne faccio vedere una, Linda. Sì, mostrami qualcosa. Condividi, cavolo. Allora, oggi andremo a fare la maschera in 3D dell'orso, che come puoi vedere ce l'ho qui in mano e ce l'ha anche sul cappello il nostro maestro. Ma soprattutto, Linda, vorrei farti salutare dai nostri ragazzi collegati su Teams, che sono tutti che fremono per salutare su Televenezia. Che Quindi bello. vediamo se riusciamo a fare il collegamento con loro, perché loro proprio volevano salutare, erano proprio tutti pronti, collegati a vedere se riuscivano a salutare voi. Vediamo se riusciamo. Sarebbe molto carino. Sì, dai, siamo fiduciosi. Siamo fiduciosi. Sì, aspettiamo ancora qualche secondino. Comunque queste maschere non sono proprio maschere semplicissime da costruire. Immagino. Ci sono proprio dei passaggi abbastanza, insomma, come si dice, maestro? Non proprio complicati, però impegnativi. Articolati. Ecco. Certo. Guarda, io l'unica cosa che so fare è le roselline con i tovaglioli di carta. Eccoli! Ciao ragazzi! Ciao! Hanno i microfoni spenti, Linda. Hanno i microfoni spenti, ma ci sentono, stanno salutando. Mamma mia, ma sono in tantissimi, ci stanno seguendo da tutta Italia, suppongo, vero Silvia? Certo, Linda, ma da tutta Italia, ma anche dall'estero. Pensa che ci sono dei bambini che hanno chiamato dalla Grecia e da Monaco di Baviera. Magnifico! Magnifico, grande Silvia, stai facendo un ottimo lavoro, quindi ti ringrazio che ogni giorno ci delizi con queste belle cose, quindi grazie. Grazie veramente. a te, Linda, ciao. Ciao, alla prossima Silvia, in bocca al lupo, buon lavoro. Ma io vedo del movimento e vorrei sapere da Giorgio, indica. No, guarda me così. Sì, un tuffo, questo l'ho imparato. Tuffo nel passato. No. Tanto bello, l'onesto pare, il tuffo nel mare. No. Un tuffo nella storia del costume. Ah, un
tuffo nella storia del costume, ma Lo facciamo certo! Un applauso! con Francesco Briggi dell'Atelier Pietro Longhi. Grazie. Allora, dice tutto lei? No, finito. Ecco. Ho finito. Mi accomodo qui. Mi accomodo qui con Francesco, che è un amico del Carnevale. Siamo molto lieti di averti con noi. Grazie. Per me è un onore, insomma, tornare in una forma diversa, ma esserci è importante. Assolutamente, direi assolutamente di sì. Anzi, abbiamo notato come questa nuova formula ci dà la possibilità di scoprire dettagli, dare ulteriori informazioni che magari nell'edizione canonica della nostra amatissima piazza, che lo sappiamo tutti ci manca immensamente, però ci dà un'altra opportunità. Del resto nelle difficoltà bisogna anche trovare questa capacità, no? Possono essere delle occasioni, direi di sì, da sfruttare anche per provare delle cose nuove che magari con la frenesia e la velocità di ogni carnevale, che siamo abituati a correre e a fare le feste, fare tantissime cose, magari questa è un'occasione da ripensare il carnevale in un'altra formula, il carnevale del passato, e conoscendo il passato si può pensare e programmare il futuro. Ma infatti voi dell'Atelier Pietro Longhi cosa vi siete inventati? Spiegacelo un po'. Ce ne siamo inventati un'altra. Lo sappiamo che ci fate sempre delle belle sorprese. No, praticamente ovviamente il settore nostro sappiamo insomma, qual è, insomma, il costume, la storia del costume, la nostra passione, la nostra ragione di vita. E grazie a un'idea soprattutto di Raffaele De Sì, che saluto, abbiamo voluto creare delle pillole, dei piccoli spot che uno conseguente all'altro spiegano in una maniera un po' moderna, ma sempre con un occhio vigile al passato, l'evoluzione della moda, facendo riferimento anche a una storia, perché questi sono 9 piccoli episodi che, se collegati uno dal primo al nono, creano una storia completa, ed è un modo di raccontare la storia della moda collegata alla storia del palazzo, del caso di Minca Lergi, che insomma che è una cosa incredibile, e ci dà l'occasione anche in una forma, diciamo, moderna, attuale, di rendere accattivante una storia che potrebbe essere abbiamo potuto già assaggiare e vedere i primi 2 video, non sapevamo in realtà che fossero collegati, quindi adesso andremo a scoprire questi particolari. Prima di vedere il video volevo vedere com'era vestito Briggi. Lei è Prezzemolina, è un così. Bella. Facci vedere. Ma che abito è Francesco? Dici, illustraci. Questo è un abito della metà del 600, ed ispirato un po' al cattivo dei moschettieri, di Rochefort, che vestiva sempre di nero. Non ho la benda, ma insomma me la posso sempre mettere a togliere. Senti, ritorniamo ai nostri video. Questa puntata è una dei costumi fra le mura, così tutta questa collana potrei definirla, è stata intitolata, realizzata appunto con interprete anche Raffaele De Sì, che è il tuo collaboratore storico, potrei dire ormai, ed è stata registrata qui appunto quali sale precisamente del Casino? La Sala Regia, quella Corridoro, il Camino, insomma l'abbiamo sfruttato tutto, perché è un palazzo che andrebbe sfruttato e valorizzato ancora di più, perché offre degli angoli di storia, soprattutto storia veneziana, che solo qui riusciamo ad ottenere. Possiamo dire che ci sono degli scorci bellissimi. Per chi non l'avesse mai visitato, venite a visitarlo veramente, perché è un luogo incantato, dico bene. Voglio vedere il video. Ma subito questa curiosità. Ma va bene, io volevo fare un'altra domanda. Va bene, allora prima godiamoci questo contributo e poi vediamo se c'è tempo per altre domande. Grazie.
E pensa, tutto questo doveva essere distrutto. Eh sì, perché qui dentro c'è stato uno degli omicidi più efferati della storia della Serenissima Repubblica. Un Querini, una delle famiglie più importanti di Venezia, fu ucciso qui dentro per errore, diciamo così. Però era un cadavere molto ingombrante per i Calergi Grimani, che così decidono di eliminarlo dandolo in pasto alla loro tigre, perché... A una tigre, qui dentro? Sì, in questo giardino c'era una tigre e probabilmente anche più alberi in modo che potesse stare all'ombra. La cosa ovviamente si venne a sapere immediatamente in giro per la città e i Calergi Grimani furono accusati di omicidio all'interno del palazzo di un senatore e decide il Senato di distruggere la loro casa, per cui tutto il palazzo doveva andare distrutto e una volta che il palazzo fosse stato distrutto avrebbero dovuto essere addirittura condannati a morte e il luogo dell'omicidio doveva essere totalmente demolito. Qui fu tutta la città ad insorgere perché Cavedramin Calergi, che all'epoca appunto era solamente Calergi, era considerato uno dei più bei palazzi sul Canal Grande, era un onore per la città avere un palazzo così bello, non potevano farlo distruggere. Si decise di salvare la parte più antica e distruggere solo la parte che era stata aggiunta nel 600, per cui tu immaginati 300 persone che lavorano simultaneamente per distruggere tutto quanto il palazzo. Cosa succede? Che anche i 3 Calergi Grimani, la condanna a morte fu commutata in esilio perché era una famiglia veramente troppo potente. Poi in realtà dopo 5 anni e il pagamento di 7.350 ducati, però riuscirono a farsi perdonare, tornare in città e godersi il loro palazzo, che fu ricostruito con le macerie che erano state lasciate qui, a perenne monito di cosa succede nella Serenissima se qualcuno uccide qualcun altro. I ragazzi utilizzarono le stesse macerie per ricostruire il palazzo, per cui quello che doveva essere un monito in realtà è diventato un grande risparmio per la famiglia Calergi Grimani, che nel frattempo poté rinnovare anche l'interno. Vieni che andiamo a guardarcelo. senti queste note. Potrebbero venire dal pianoforte di Wagner, oppure dal cembalo del nostro vicino di casa, Marcello, il compositore, o i valzer di Carolina di Borbone, che voleva mettere suo figlio sul trono di Francia. Non lo sapremo mai, però possiamo immaginarlo perché, sai, siamo a Carnevale in fondo e io oggi voglio essere il signore di questo meraviglioso palazzo. Molto bene, grazie a Francesco Briggi, Atelier Pietro Longhi per questo contributo sulla storia di Venezia e del Carnevale. Ricordiamo che il video si chiamava Bacchus Dulce Velenum o Dulce Velenum a seconda della dizione, e salutiamo anche Raffaele che abbiamo visto interpretare in modo così anche divertito questo personaggio insieme alla sua splendida partner. Li aspettiamo per le prossime puntate con altre bellissime curiosità. Di solito cominciavo con benvenuti, signore e signori. Spero che siate pronti, perché oggi vi porterò con me nel viaggio più incredibile che abbiate mai fatto. Voi le chiamerete stupidaggini, stregonerie, illusioni. No, signori, fantasmagorie. Poi vi avrei mostrato una semplice scatola nera e vi avrei detto: questa è la più straordinaria invenzione della nostra epoca. Si chiama Mondo Nuovo. Guardate dentro e verrete rapiti dalle visioni più incredibili. Compariranno davanti ai vostri occhi come per magia immagini, storie di cavalieri che battagliano, di donne bellissime che amano, di mondi lontani e misteriosi. Ma oggi non riesco a dirle queste parole. Oggi
Non vi farò vedere cavalieri, dame, mondi lontani, no. Oggi c'è solo un posto dove vi voglio portare, qui, a Venezia. La città che conoscevamo, la città libera, non c'è più. Per le nostre calli marciano soldati di eserciti stranieri. Nei nostri palazzi ballano e ridono ufficiali di eserciti stranieri. Nelle nostre prigioni finisce chiunque non si pieghi all'oppressione, all'obbedienza, al silenzio. Il demonio ha preso casa a Venezia e porta il nome di Napoleone. E così io, Giandomenico Tiepolo, il famoso pittore, sono qui ora davanti a voi per raccontarvi un'ultima storia, ma non in una scatola nera, no? Questa volta l'ho voluta dipingere sui muri della mia vita. Una storia che inizia con una domanda. Quante volte deve morire la libertà per poter continuare a vivere? Abbiamo appena sentito un pezzo tratto da un monologo che è l'inizio di uno spettacolo teatrale, Fantasmagorie, vita, morte e miracoli di un Pulcinella. È tratto da un'idea di Michele Modesto Casarin, che ne ha anche curato la regia, dalla drammaturgia di un giovane drammaturgo, Marco Gnaccolini, ed è una produzione del Teatro La Fenice, Pantachine e Woodstock Teatro che speriamo davvero di vedere presto di nuovo in scena. Abbiamo fatto tutto questo però perché, mia cara Georgette? Per un omaggio, ringraziando sempre Giulia che ci ha accompagnato in questo bellissimo, suave momento, un omaggio a un ospite veramente molto speciale, perché tra poco con noi ci sarà collegato Stefano Karajov, direttore della Fondazione Brescia Musei e curatore del programma culturale del Carnevale di Venezia per ben 9 edizioni, dal 2011 al 2019. Vediamo se ce l'abbiamo collegato e lo intervistiamo. Eccolo! Buongiorno Stefano, buon pomeriggio. Ciao Stefano. Ciao amiche, ben trovate. Grazie, buon giovedì grasso. Buon carnevale a tutti, anzi. Ecco. Buon carnevale a te Stefano. Intanto dici dove ti trovi in questo momento. Mi trovo a Brescia, al centro dell'area archeologica di Brescia Romana, dove ho l'onore da 2 anni a questa parte di dirigere la Fondazione Brescia Musei. Venezia mi ha portato bene e sono finito qua a gennaio del 19, ma il mio cuore, un pezzo del cuore è rimasto a Venezia col carnevale. Beh, abbiamo fatto tantissimi bellissimi carnevali, ricchi non soltanto di piazza ma anche di tanti eventi culturali. Come era nata l'idea di portare questi approfondimenti, questi momenti culturali durante il carnevale? Quando abbiamo iniziato a lavorare, io ho iniziato a lavorare nell'ottobre del 2010 per la prima edizione che poi ho seguito l'anno successivo, il Carnevale di Venezia mi veniva raccontato come un momento in cui gli abitanti veneziani approfittavano per andare a fare la settimana bianca, le istituzioni culturali, i musei chiudevano, riducevano le loro attività per fuggire alle resse. E questo abbinato a una certa nostalgia per gli anni d'oro dei carnevali degli anni '80, quelli in cui nella mistica cittadina i veneziani si mascheravano, i negozianti ricevevano i propri clienti con la maschera e così via. Allora ci cominciamo a interrogare su un modo per riuscire a riavvicinare i veneziani al loro patrimonio immateriale, perché il carnevale è una grandissima manifestazione culturale, oltre che una kermesse popolare folcloristica. E quindi lanciamo l'idea di fare una sorta di operazione Venezia città aperta, grazie al carnevale, coinvolgere le biblioteche, le librerie, i musei, le case della cultura, gli istituti culturali stranieri, gli archivi, le sale da concerto, le chiese, coinvolgerli in un programma, in un grande palinsesto, una rassegna di decine di spettacoli, tutti a tema con il carnevale, anzi
tutti a tema con il tema del carnevale dell'anno, in una serie di programmazioni culturali, letture, teatro di palazzo, piccole pièce teatrali, recital, in modo che per piccoli gruppi, un po' in maniera, come dire, pre-Covid, lasciami dire, sarebbe stato perfetto per una gestione Covid questo carnevale, i veneziani potessero tornare in questi luoghi e anche naturalmente i turisti ad apprezzare queste istituzioni e a viverle in un momento festivo, festoso, grazie alla mediazione del carnevale. Stiamo infatti vedendo qualche immagine proprio di quello di cui ci parlavi e mi hai anche risposto, infatti ero curiosa di sapere come si era intersecato questo progetto nel tessuto istituzionale della città e me l'hai spiegato molto accuratamente, ma ero curiosa di chiederti, Stefano, se c'è qualche appuntamento particolare a cui sei rimasto particolarmente legato oppure qualche aneddoto che ti ricordi e che ci vuoi condividere. Allora, diciamo che è stata una vera e propria cavalcata. Dalla prima edizione il programma culturale è cresciuto progressivamente, acquisendo proprio una dimensione, come dire, istituzionale in città. Mi piace sempre ricordare che la prima volta in cui si fece una maratona notturna di apertura delle sedi culturali con tante animazioni, prima dell'Art Night, che poi nacque nel 2011, nell'estate del 2011, fu proprio la Carnival Culture Night, cioè questa notte finale del carnevale che posizionavamo tra il lunedì e il martedì grasso, in cui per tutta la notte una maratona di attività, appunto di feste, di celebrazioni colte ma spensierate nei palazzi e nei musei, aveva animato la città. Quindi davvero un programma che è cresciuto nel tempo. Io sono particolarmente legato a quei lavori che hanno permesso, grazie alle iniziative che ho curato, di mettere insieme le grandi eccellenze del carnevale. Penso per esempio ai costumi di Stefano Nicolao, piuttosto che alla regia di Beppi Emiliani, che abbiamo messo insieme in 2 spettacoli meravigliosi allestiti in 3 palazzi importantissimi di Venezia, che grazie ai nostri eventi venivano riscoperti. Palazzo Grimani, dove allestimmo spettacolo itinerante nelle sale in cui gli attori realizzavano proprio una drammaturgia in costume di prossimità con gli spettatori, coinvolgendoli anche. Oppure Palazzo Mocenico e Carezzonico, dove realizzammo un format dal titolo Le donne di Shakespeare. Tra il 2014 e il 2016 mettemmo in scena dei piccoli monologhi assolutamente molto curati nelle sale dedicate ad alcune donne di Shakespeare. Un ultimissimo ricordo importante di grande qualità, all'Archivio di Stato, un luogo che normalmente è appannaggio solo degli addetti ai lavori, ma in realtà è il luogo dove è sedimentata la storia della cultura veneziana attraverso i suoi documenti d'archivio. Ecco, mi ricordo quando iniziamo proprio dalla prima edizione, coinvolgemmo l'archivio proponendo di realizzare ogni anno con loro una mostra documentaria con documenti d'archivio, iconografici, testuali, sul tema del carnevale di quell'anno. E dunque abbiamo realizzato 9 mostre, davvero una più bella dell'altra, ogni anno esplorando questi temi, permettendo al pubblico e ai visitatori di entrare in quegli spazi, addirittura organizzando delle visite all'interno dei depositi monumentali che sono lì ai Frari, e tutte scoperte preziose che facevano, come dire, per proprietà transitiva, facevano innamorare del carnevale questi ospiti attraverso le opere che mostravamo in modo leggero e dimostrando che il carnevale è un patrimonio davvero culturale, immateriale di tutta la comunità. Bene, allora non mi resta che dire tanti auguri a noi di tutto il mondo della cultura e del teatro e soprattutto tanti in bocca al lupo a te per la tua recente carica come direttore dei Musei Civici di Brescia. Grazie Stefano per il tuo intervento e ci rivedremo presto, sono sicura. Ci manchi Stefano, ci manchi, torna a trovarci presto. Grazie Stefano Karaciov. E adesso ci colleghiamo proprio perché abbiamo un video che è un po' collegato all'ultima notizia che ci ha dato Stefano. È un video raccolto promosso dalla Fabbrica del Vedere e tratto dall'archivio Carlo Montanaro, che raccoglie le collaborazioni con il Carnevale di Venezia dal 2015 al 2020. Prego.
aperto la Fabbrica del Vedere nel 2015 c'era già un'esperienza con le antologie cinematografiche proprio legate al momento del carnevale, nel momento del sorridere, nel momento del cercare il fantastico ma anche il divertente. E a parte le mostre poi per 6 anni sempre legate alla tematica del carnevale stesso, ecco che inizialmente con l'Associazione Musica Venezia abbiamo ricominciato a trovare la bellezza di vedere il cinema muto insieme alla musica, e partendo proprio dai primitivi, dai più importanti, cioè Georges Méliès, e soprattutto anche l'anno scorso i filmati legati all'amore, ecco che abbiamo ritrovato i grandi, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Max Lander, quelli che hanno fatto sì il cinema sorridente, ma soprattutto hanno fatto il grande cinema. Il carnevale dei carnevali che adesso vedrete è una sintesi di o alcune brevi opere o delle sequenze più importanti o esilaranti di questi grandi maestri. Buon divertimento con il Carnevale di Venezia 2021 dalla Fabbrica del Vedere. Ecco qua, quante notizie, quante informazioni in più state scoprendo con questa edizione del Carnevale. Linda, dimmi se non è vero. Certo, non si smette mai di imparare, anzi è bellissimo così. Assolutamente, e vi potete ancora collegare e rivedere il link su Vimeo, sempre sul nostro fantastico sito www.carnevale.venezia.it. Ma secondo te... Linda, dove è andata a finire Georgette? A mangiare. No, non ci ferma nulla, ci piace sempre nuotare nel mare delle novità. La nostra Giorgia è l'invitato speciale proprio dai nostri frittoleri, vero? Sì, sono stata invitata, non è che sono venuta di mia sponte, mi hanno invitato. Buonasera. Sono qui, buonasera, con il dottor Fabio Busetto, storico del food veneziano, e con Maria Botter di Venezia Eventi. Ed oggi, cara Manuela, parleremo di castagnole, ma vi stupirò, attenzione perché mi sono preparata, vi sono preparata la ricetta. Allora, pronti? Carta, penna, bambini a casa? Scriviamo. Allora, per fare castagnole ci vogliono acqua, mezzo litro, pinoli 100 grammi, a meno che non hai i denti, allora anche meno, ma lo stesso. Allora, rosmarino, un rametto, gherigli di noci, cubì, e farina di castagne. Farina di castagne? Sicura? No, aspetta, guarda qua, castagnaccio. No, ma Fabio, per favore, digli qualcosa tu, io lo sapevo che avrebbe fatto un disastro. Caccole di naso, no, niente. No. Vediamo il video che è meglio. Vediamo il video delle castagnole, che è meglio. Carnevale. Dopo le frittelle, dopo i galani, avrei voglia di castagnole. Maria, questa voglia te la tieni. Però mi racconti la storia. Va bene. Allora, è un piatto del carnevale di tutta Italia. È utilizzato dalle famiglie perché è un piatto povero, perché vengono fatti all'inizio del carnevale per tutti i bambini. E poi avevano una lunga durata e quindi hanno la possibilità di essere conservati per tutto il periodo del carnevale. Quindi le mamme cosa facevano? Un po' alla volta centellinavano questo dolce per i ragazzi che andavano in giro per le calli e campielli a fare carnevale. Ora vediamo la ricetta. Per i carnevali di Venezia, oggi da Rosa Salva. Primo pasticcere Daniele, ciao, come stai? Buongiorno, bene, grazie. Oggi ci presenterà le castagnole, piatto tradizionale del carnevale per tutta Italia. Daniele, ingredienti? Gli ingredienti sono burro, zucchero, farina, lievito in polvere, uova, vaniglia. Viene impastato burro e zucchero con le uova intere. Dopodiché viene messo le parti secche, farine e lievito in polvere e la vaniglia. Alla fine, impastato, vengono tirate su dalla macchina, vengono fatte un panetto, diciamo tipo frolla, ma non è una frolla. Vengono arrotolati, tagliati come i gnocchi, arrotolati con le mani e poi fritti. Una volta fritti, tuffati nello zucchero semolato. Bene, andiamo a vedere come procedi. Ok.
dopo questo momento culinario, sempre di tradizione veneziana e del nostro carnevale, sono molto felice di avere qui con noi in studio l'assessore comunale, voglio dirlo bene, al patrimonio, toponomastica, università e promozione del territorio, Paola Mar. Buon pomeriggio a tutti e buon giovedì grasso, ovviamente. Grazie. Perché forse ce ne dimentichiamo, ma festeggiamo qualcosa oggi, giusto? Sì, assolutamente Paola, siamo qui e vogliamo proprio che tu ci racconti un po' del carnevale, magari il carnevale che è stato diffuso anche nella terraferma, perché ci abbiamo tenuto in particolar modo durante questi ultimi anni a sottolineare che il carnevale di Venezia non è soltanto in centro storico, vero Paola? Assolutamente sì, abbiamo fatto un bellissimo lavoro secondo me nel corso di questi anni, perché abbiamo fatto sì che la gente capisse che il carnevale di Venezia è un carnevale assolutamente speciale. Perché speciale? Perché chi può vedere sfilare i carri in città a Mestre e a Marghera e a Zilarino, e l'anno scorso abbiamo fatto anche qualcosa di particolare a Chirignago, ma nel contempo avere anche una regata di barche. Il nostro è un carnevale speciale di per sé stesso. A Mestre è stato fatto veramente un gran lavoro nella terraferma per diffondere il carnevale, per far sì che tutti possano godere in città anche di occasioni meravigliose, come vedo qui, perché abbiamo delle immagini di repertorio che scorrono, che però sono rimaste chiaramente nei nostri cuori, perché ogni anno c'è stata una sorpresa, ogni anno c'è stato qualcosa di speciale, ogni anno tantissimi artisti hanno arricchito in tutte le città di Venezia, come piace al nostro sindaco chiamarle, hanno arricchito di eventi che hanno fatto la felicità di grandi bambini, perché il carnevale è una festa che ci fa stare tutti insieme, no? Fa in modo che tutti possano declinarla in loro maniera. E dobbiamo anche ricordare peraltro che è stato fatto tanto anche dal punto di vista culturale, perché ci sono stati fatti tanti eventi anche aprendosi degli spazi nuovi, come ad esempio l'M9. E la cosa più importante è che, come vedete dalle immagini che passano, è stato un carnevale itinerante. Io mi sono proprio spostata, Paola, scusami se ti interrompo, perché le immagini parlano da sole, e per questo, visto che abbiamo un salotto così meraviglioso, mi sono spostata per farle vedere meglio un po' a tutti. Ecco. Questo, come ci dicevi, i carri, la regata storica, abbiamo veramente un carnevale eccezionale, un carnevale unico, un carnevale che poi a Mestre è diventato anche il Mestre Carnival Street Show. Ecco. Dici qualcosa in più, raccontaci Paola. Questa è stata una scommessa che secondo me scommessa nel senso che quando si parte a fare una cosa non si sa mai quale sarà il risultato, e invece devo dire la verità che grazie anche ai professionisti, insomma grazie anche all'aiuto di Vela e anche alla selezione di artisti veramente di livello, il carnevale è stato diffuso, cioè c'era la possibilità non solo di andare nelle piazze, ma in ogni luogo della città. È stato uno show itinerante e qualsiasi persona da qualsiasi luogo poteva seguire quella che poi è una moda che peraltro si sta anche diffondendo e su cui mi sto accingendo a lavorare, che è quella anche di dare valorizzazione agli artisti di strada, cioè al fatto che ci siano delle persone di alto livello che si esibiscono nelle piazze e nelle strade italiane. Forse Venezia anche da questo punto di vista potrà essere il Comune di Venezia potrà essere antesignano, no? Abbiamo visto spettacoli veramente di altissimo livello, guardavo quello sorprendente dell'anno scorso in piazza, e qui vediamo il palco dove si sono alternati gruppi, dove c'è musica, dove ci sono veramente il carnevale. Spesso e volentieri noi lo pensiamo come solo il carnevale
delle feste. Invece, come dicevo prima, un carnevale culturale è un carnevale soprattutto che è la festa dei bambini, perché mi ricordo, insomma, quando ero è vero. Quando ero bambina anch'io me la godevo, insomma, e vedere questi spettacoli, vedere gli artisti che si esibiscono in mezzo alle famiglie, perché ricordiamoci che questa festa è anche una festa di famiglia, è una festa che ci permette di travestirci e di dimenticare o sciogliere per 15 giorni, anzi 17 normalmente, quelle che sono le tensioni di vivere una vita diversa. E in questo caso sono state date veramente tantissime occasioni di terraferma, come dicevo prima, non solo a Mestre, ma in tutte le città. Ricordiamoci sempre che anche le sfilate dei carri rappresentano anche un impegno annuale, no? per i gruppi delle parrocchie, per i gruppi delle scuole che si esercitano tutto l'anno per fare bella figura. Ricordiamo anche in questi anni la rinascita del Carnevale di Campalto, circa 20 anni dopo l'ultima edizione. Ricordiamo ad esempio che un altro carnevale stradale per alcuni versi si svolge a Lido, anche lì è stato fatto per la prima volta, e l'anno scorso siamo arrivati anche fino a Pellestrina, quindi un carnevale diffuso ovunque per la gioia e la festa di non tutti ci quanti. possono dire che non abbiamo proprio diffuso come i coriandoli, proprio la gioia, i colori, la meraviglia, che lo stupore che giustamente tu ricordavi negli occhi dei bambini soprattutto, ma chiunque attraverso il carnevale riesce proprio in quel momento dell'anno a ritornare bambino, e questa proprio è una meraviglia che ci dà questa festa, ed è anche per questo motivo che abbiamo anche quest'anno voluto in tutti i modi esserci, e siamo molto felici di essere qui. Io sono felice di essere qui con voi e di aver partecipato a questa trasmissione che mi dicono, perché dopo le notizie si stanno strada facendo, diffusa un po' per tutto il mondo, perché ho sentito Argentina, Nuova Zelanda, prima ho visto, li guardavo in diretta, e quindi voglio dire, qualsiasi situazione mette l'uomo nella possibilità di adeguarsi e di adattarsi a quello che vive e di cogliere nuove opportunità. Esattamente, ecco, voglio dire, il nostro carnevale diffuso quest'anno è arrivato anche in Argentina. Assolutamente, perché lo sappiamo, noi abbiamo amici in tutto il mondo e abbiamo, anzi, welcome, how are you? Comment ça va? Très bien, Linda, dai, su. Привет, как дела? Всё хорошо? Ecco, sì. Se c'è l'Argentina, hablamos también español. Sì, ecco, vale, noi ne parliamo tutte, come vedi Paola, così chi più ne ha più ne metta, proprio. No, siamo davvero felici che ci siano veramente tanti ascoltatori, che ci siano in tutto il mondo, e siamo davvero felici di essere qui, e che tu, Paola, sia stata qui con noi anche quest'anno. Torna a trovarci quando vuoi. Non ve la cavate ancora 4 anni, ragazzi. Ti ringraziamo davvero tanto. Grazie a voi. Grazie Paola. Buon carnevale a tutti. Grazie a te. Allora, che succede? No, io vorrei sapere. Sono qui per dare il benvenuto a uno dei gruppi storici più affezionati del nostro carnevale. No, non mi dire, Giorgia. Sì, adesso si balla. Eseguiranno una danza storica sull'Overture in Mi minore 3-way di Telemann. Signore e signori, le maschere di Mario del Settecento veneziano. Mamma mia!
virtuale, emozionale, digitale. E io vado a fare due chiacchiere qui con voi, con Mario Giuga e Fiorella Moro. Intanto grazie per essere riusciti a raggiungerci anche quest'anno qui al Casino, sempre naturalmente tamponati, sanificati. Naturalmente ringraziamo perché possiamo permetterci di realizzare queste coreografie anche un po' più in prossimità, perché naturalmente rispettiamo tutte le regole sanitarie, perché naturalmente è doveroso. Allora Mario, l'associazione ha un curriculum che non finisce più, non saprei da che parte cominciare, ti chiedo solo qualche curiosità da come ti è nata questa passione per la danza e soprattutto per la danza storica. Io ho iniziato quando ero piccolino ad appassionarmi alla musica del Settecento, comunque la musica classica in generale, poi mi sono un po' soffermato su quella del Settecento. E poi man mano con l'età si matura e allora ho pensato, mi sono anche appassionato un po' ai costumi, alla moda del Settecento e allora ho pensato facciamo un progetto. Ho creato un progetto che dura da parecchi anni, un progetto di un gruppo storico, l'associazione culturale Gruppo Storico Le Maschere di Mario del Settecento veneziano. I vostri repertori quali sono principalmente? Le nostre musiche principali sono diciamo a periodo rococò. Sappiamo già cosa è il periodo rococò, fine la morte di Luigi XIV in poi. E le musiche ho scelto di regola musiche che si prestano molto bene come ritmo, come musica ai nostri balletti. E sono essenzialmente Vivaldi, Pachelbel, Telemann, Handel. Tra l'altro Handel e Telemann erano compagni di università. Ecco, tutti e due tedeschi. Compagni di banco forse, sì, di banco, chissà. Solo che i papà volevano che si laureassero in giurisprudenza e invece poi loro hanno scelto la carriera musicale, uno è andato a Londra e l'altro è rimasto in Germania. E niente, così ho scelto questo tipo di musica e poi la curiosità mi ha portato sulle coreografie, sul periodo rococò, perché sappiamo bene che la moda francese ha dettato legge in tutta l'Europa. Che gusto che dà quel periodo, veramente, Sì. Che dal punto di vista del costume. Ma l'associazione siete in tantissimi, naturalmente. Sì. Quanto tempo vi preparate? Come vi preparate? Allora, noi per preparare il palinsesto del programma ufficiale del Canale di Venezia e noi iniziamo il mese di ottobre, metà ottobre fino a metà febbraio, quando inizia il carnevale di regola. Poi, ovviamente questo è un programma che noi essenzialmente lo facciamo a Venezia, ma poi lo prepariamo anche per altrove. Certamente, perché andate spesso in giro in tutta Europa per presentare queste coreografie, questi costumi storici e soprattutto per parlare di Venezia nel mondo. Infatti, l'ultimo gemellaggio fatto nel 2019, che se ben ricordiamo tutti quanti la nostra presenza a Noto, all'Inferrata di Noto, la 40esima edizione, che si è svolta appunto in maggio del 2019, dove noi abbiamo rappresentato il costume, la cultura, le danze e la coreografia del Carnevale di Venezia del Settecento, il periodo importante. Allora, che dire, grazie per rappresentare così bene. Una piccola curiosità, se mi è consentito, un minutino. Volevo solo chiedervi che cos'è che avete qui, un medaglione particolare. Allora, questi due medaglioni sono stati fatti da un maestro che si è diplomato qui a Venezia all'Accademia, eccetera, e lui fa parte del nostro gruppo e in poche parole ha creato queste miniature come si faceva nel Settecento, usando i materiali. E allora facciamo un bel inchino settecentesco. Ma che meraviglia! Noi vi ringraziamo davvero e ci teniamo a ricordare che sabato 20 febbraio le maschere di Mario del Settecento veneziano saranno ospiti nella trasmissione Linea Verde Radici in onda su Rai 1 alle ore 12, a riprova che il nostro carnevale fa parlare di sé durante tutto l'anno. Ecco qui. Ma direi che ora siamo arrivati in un altro momento che è un po' un habitué, non è vero Linda, Alberto? Certo. Perché noi qui sappiamo che il momento, appunto, come ci ricordava anche l'assessore Paola Mar, il carnevale è il momento del travestimento, è il momento di provare e anche indossare degli oggetti che a Venezia hanno proprio una storia, anzi direi che c'è proprio un'arte, l'arte dei mascareri. Giorgette, sei lì con loro? Sì, sono qui Manuela, perché venendo via dall'Eden delle Meraviglie mi sono voluta fermare qui al nostro laboratorio artigianale, perché non capita tutti i giorni di avere qui in presenza Leonardo Faggianne e Francesca Cecamore dell'associazione Compagnia l'Arte dei Mascareri, che mi stavano proprio raccontando come nasce una maschera. Questo in particolare mi sembra un volto conosciuto, anche in quest'anno particolare è il volto di Dante. Ma che meraviglia! Sì, certo.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Questo è un modellato, è la fase di partenza per costruire una maschera. Questa è la maschera di Dante. Quando poi noi una spruzzatina, tanto per tenere sempre l'argilla imbibita, bagnata, ci mettiamo, dato che Dante non può mancarci, no? Lo coroniamo, certo, il nostro sommo poeta. Ma diciamo, perché questo legame con Dante, con il Carnevale? Come ti è venuta questa ispirazione? Beh, quest'anno sono 700 anni dalla morte, 1321, e oltretutto Dante è una figura che evoca tante cose. Dante magari quest'anno ci accompagna nel girone del 22esimo canto, dove l'anno scorso abbiamo lasciato il nostro toro, che è il molto bene, tradizionale, di tradizione della Quindi scopriamo un po' questo pezzo da 90, questa bellissima creazione, il toro. Allora, abbiamo anche un contributo che possiamo vedere che ci racconta proprio anche della storia di questa tradizione che ci avete aiutato in questi ultimi anni a riportare anche in auge. È una tradizione molto antica, tant'è vero che vedo che lì la vostra Marieca lì dei Mascareri riporta proprio il toro, guarda caso. San Luca, evangelista, c'ha il toro che è il protettore, diciamo, dei mascareri. Sai che ti dico? Prendo il toro per le corna e voglio vedere subito il contributo dalla regia. Benissimo, allora io vi ringrazio davvero di cuore, ringrazio Leonardo Faggiano e Francesca Ceccamore dell'Associazione Compagnia l'Arte dei Mascareri. Io prendo Dante, speriamo che Dante ci faccia uscire da questo inferno, stiamo... del maiale non si butta via niente, del toro? Del toro neanche. Ecco. Ma allora, dopo questo viaggio meraviglioso, andiamo a sognare ancora con diciamo, una musica romantica che oggi dedicherei proprio, lo sento dal cuore, ad Alberto, Lieta e Giulia con Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí.
es mañana y hoy a estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Che meraviglia, grazie Lieta e Giulia. Ed io, sapete cosa vi dico? Aggiungerei incanto ad incanto. Lascerei la parola al nostro narratore di Venezia, Alberto Tosofei, con delle storie incantevoli. Lanciamolo. Vai. Grazie ragazze. Allora, ancora una storia legata a un luogo, come abbiamo ormai fatto già e siamo abituati a fare. Questo luogo è un sottoportego, si chiama Sottoportego dei Preti alla Bragora e ha una particolarità. Sulla sua sommità, è un bassissimo sottoportego, ha un cuore in pietra e su questo cuore c'è una storia molto particolare che ci parla di una sirena. Parliamo di un tempo in cui la fantasia e la realtà delle cose si fondono fino a diventare una cosa sola. È questo il tempo in cui alla Bragora vive un ragazzo molto giovane, Orio, che fa il pescatore e che ogni notte esce a pesca riportando la mattina in campo della Bragora il suo pescato per venderlo al mercato. Una notte la rete è pesantissima e Orio è soddisfatto. Una rete pesante significa buona pesca e tira con tutte le sue forze, ma la rete non sale. Ed ecco che Orio dà un ultimo strattone e dall'acqua e dal buio della notte sente una voce provenire dal mare. Lasciami andare, ti prego, non voglio farti del male, ma anche tu non farmene. Orio è grande e grosso, ma si spaventa e certo cade seduto sulla barca e dice: chi sei? Tu sei una strega. Ed ecco che dal bordo della barca due bellissime mani e poi un dolcissimo viso con una fila di denti meravigliosa si alza in una risata cristallina. Ma no, che strega è strega, amico mio. Sono una sirena, mi chiamo Melusina. Ed ecco che una bellissima coda di pesce si alza sul fianco della barca. La ragazza è una sirena, lui è un uomo, ma i due si innamorano subito ed ecco che trascorrono tutta la notte, le notti successive, incontrandosi sulla spiaggia di Malamocco. Quando arriva mattina, Melusina con due colpi di coda gli riempie la rete e lui può andare al mercato. Una cosa però, lei gli ha chiesto di non andare a trovarla il sabato. Ma il secondo sabato Orio non ce la fa, va comunque in spiaggia. È lì che aspetta, lei non arriva e se ne sta quasi per andare quando un grande serpente di mare esce da degli scogli, gli passa accanto e si inabissa tra le onde. Lui sta scappando e una voce esce dalle onde, è la voce di Melusina. Pazzo, perché sei venuto? Ti avevo detto che di sabato non dovevi venire. Di sabato io sono vittima di una maledizione che mi costringe a trasformarmi in serpente. Ma se tu mi sposerai, allora anche io acquisterò un paio di gambe. Sarò una ragazza della terra. Orio non ci pensa un secondo, di quella donna è innamorato, se la sposa e avviene così come ha detto. Ed è un bel matrimonio, è un buon matrimonio e in poco tempo dà il frutto che ogni matrimonio dovrebbe dare, 1, 2, 3 figli. Orio ha una famiglia numerosa, lavora per sfamarla, ma ogni tanto le storie degli uomini e delle donne
vengono fermate da un ma, e il ma di Orio è la malattia di Melusina. Melusina si ammala e in breve tempo muore. Muore e chiede di essere sepolta dal suo uomo nel mare, quello stesso mare nel quale l'aveva pescata anni prima. Il pescatore è disperato, non di meno ha una famiglia numerosa da sfamare, esce ogni notte a pesca e quando torna però al mattino i figli sono curati, la casa è pulita. E lui silenzosamente dentro di sé ringrazia una vecchia vicina di casa che forse segretamente lo sta aiutando. E tutto procede bene, fino a che arriva un sabato. Orio esce di casa e poi rientra perché ha dimenticato qualcosa e in cucina trova un enorme serpente. Prende un'ascia con cui taglia la legna e gli mozza la testa. E lo fa vedere ai vicini e gli dice: guardate che fortuna ho avuto, perché non dovevo tornare a casa. Ma se non fosse tornato a casa, che cosa avrebbe potuto fare questo serpente ai miei figli? Ma da quel momento i bambini non sono più così curati, la casa non è più così pulita e Orio capisce che cosa è avvenuto. Ha proibito a Melusina di tornare nell'unica forma che le fosse concessa, quella del serpente. A ricordo di questa storia d'amore strana e struggente, a Venezia, in sottoportego dei Preti alla Bragora, là dove abitavano i due, esiste ancora un grande cuore di pietra che i veneziani conoscono come il cuore degli amanti, della sirena e del pescatore, e che toccato aiuta a trovare il vero amore. Grazie. Ah, il nostro principe. Fermi tutti. Che succede? No, non continuate. Devo dire una cosa importante. Prego, non Linda. c'è scritta lì. Non c'è scritta. La so io perché io sono super aggiornata sui social, non mi sfugge niente. La sa solo lei. Sì, la sa solo lei. Prego, Linda, forza. Allora, sono arrivati un sacco di messaggi, Sì. però ce n'è uno veramente molto carino da parte di Giorgio che augura un buon carnevale a tutti quanti e specialmente fa i complimenti alle conduttrici. Ha specificato Linda Pani e Alberto Tosofei, voi due. Alle conduttrici, Alberto. Alle conduttrici. Va bene, ciao. Linda, interpretatela come volete. Linda, non sei capace neanche a dire le bugie, Santa Cleopatra. No, grazie Giorgio per i tuoi complimenti. Grazie. Dankeschön, thank you very much, merci, grazie a tutte le persone che ci guardano da Linda, casa. parliamo invece per favore, che mi sembra che gli altri giorni eri un po' informata su cosa sta succedendo a Mestre. Cosa succede a Mestre? A Mestre c'è arte, c'è profumo di esperimenti. Brava. Cosa sono gli esperimenti? Gli esperimenti. Sono degli esperimenti Degli famosissimi esperimenti. Sì, perché c'è gente creativa. Sì, un progetto molto molto particolare quest'anno portato avanti proprio dal Caffè Sconcerto. L'arte in vetrina, un amore che dura tutta una vita. In particolar modo oggi vedremo un video sull'arte di essere un attore e l'arte e l'attore e la musica. Bello. Prego. Chi può indossare ogni sera i panni di un altro? Ridere, piangere, gioire a comando, essere se stesso e contemporaneamente qualcun altro. Beh, signore e signori, vi presento l'arte di essere un attore. Per me questo è amore, questo è grande, grande amore, vi ringrazio, I love you. Mi chiamo Filippa Maria. Filippa come la mamma di mio papà, bella e dura, come una saila liquirizia, una specie di vedova nera d'inizio secolo. Maria come la mamma di mia mamma, forte e gelida. Dice sempre che sono meglio di lei, più bella, più coraggiosa, più intelligente. Per questo tengo anche sempre di scorta un sacchettino di pescetti di liquirizia, i suoi preferiti. Oh mio Dio, devo fare di tutto per essere all'altezza e non deluderla mai. Raccontare storie, scrivere storie, cantare storie, con passione come solo un cantastorie sa fare. E quando la musica incrocia il teatro, beh, a quel punto nasce il cantattore. Oh, guarda mischi, no, ora non sta a vivere tanto, che dopo ti fa la fine del bel pisciona. A parte il fatto che bel pisciona è già anche alcolizzata, bisogna dire la verità. Comunque, parlando del bel pisciona, mi sono venuto in mente di che a volta, di a Patti Bravo, ti ricordi?
in piazza San Marco. Dai! Mi parlo mal di ti parli mal di me, magari non sapemo de cosa che parliamo, e a me non me ne importa se ti piace pistorta, per non sbagliare de brutto mi parlo mal di tutto. Ma se mi parlo mal e ti parli mal, se vede che del ben parlar non ne conviene, a lingua biforcuta non si può tanto brutta, e i veneziani rari, i se tagiatabari, sei una vita che non ti sentivi sta parola, di la verità. Ecco qui, ma grazie Monica. Ma Linda, so che adesso è arrivato uno dei tuoi momenti preferiti, è vero o no? Certo, perché è arrivato il momento. Allora, l'abbiamo introdotta domenica, Sì. quindi qualcosina su di lei già sapete, però Sì. adesso è arrivato il momento di scoprire di più, perché sapete che quando si è in giro per Venezia si ha fame, si ha sete. Sì. E quindi la nostra inviata speciale, la nostra ospite d'eccellenza Alice De Bortoli in giro per Venezia ci fa vedere a che cosa è andata incontro, che cosa ha scoperto oggi. Vediamo insieme. Vediamo. Ora scopriremo insieme una delle tradizioni culinarie più importanti di Venezia, il bacaro e i suoi cicchetti. Venite con me. Non potete non sapere che cos'è un bacaro. È un'osteria tradizionale dove si possono assaporare dei cicchetti, ovvero delle prelibatezze che possono essere di carne, di pesce e di verdura, che spesso vengono accompagnate da uno spritz o da un'ombra, ovvero un bicchiere di vino che può essere bianco o rosso. Ed eccoci davanti a Rosa Salva, il regno dei dolci da 6 generazioni. Infatti dal 1879 divide in due il mondo. C'è il team frittelle e il team galani, che comunemente vengono chiamate chiacchiere. Io sono indecisa, non saprei quale mangiare, ma da buona forchetta mi sa che le assaggerò entrambe. Grazie mille Alice, grazie mille per averci deliziate così, averci messo fame, ok? Perché noi qua stiamo soffrendo, però va bene lo stesso. Grazie mille e alla prossima. Hai capito, Alice? Certo, hai capito, Alice. Ma dopo questo momento così gustoso è davvero un istante perfetto per il brindisi con la bollicina ufficiale del Carnevale di Venezia, il Prosecco Doc. Principe, ci sei? Ci sono, direi di proprio fare questo brindisi anche in maniera musicale. È il momento dell'aperitivo. Però vorrei raccontarvi, d'ora in poi, un po' di aneddoti delle feste più belle. Ad esempio, parto proprio dall'ultima. Nurture Love and Feed the Folly era il galà ufficiale l'anno scorso del Carnevale di Venezia e domenica 23 febbraio potemmo farla fino a mezzanotte, ci fu il countdown 10, 9, 8, 7, dopodiché dovemmo tornare a casa, ma quell'ultima volta ce la godemmo proprio alla grande e dopo fu quello che fu. Oggi siamo qua con voi in maniera virtuale, ma il brindisi tra me e Giulia sarà vero. Prosecco Doc è perfetto per l'aperitivo, per le feste da ballo e anche a cena. Ieri sera io ho cenato con pesce e Prosecco Doc. Giulia, alla santé e buon Prosecco Doc a tutti.
Grazie principe, grazie, ma come mi è trendy, ma hai visto Linda? È bellissimo, cioè il nostro principe è proprio trendy in maniera social, trendy, ma mai quanto virtual. È imbattibile però il principe È Morris, imbattibile, bisogna è imbattibile. ammetterlo. Però siccome non siamo gli unici ad essere mascherati, io vorrei collegarmi con la virtual room. Brava. Prima aspettate, Sì. vabbè, Aspettiamo, è il momento. aspettiamo. Sì. Ricordo l'iscrizione al sito ufficiale del Carnevale di Venezia. Fai una voce un po' più ufficiale. Aspetta, vado di diaframma. Vai. Ok. Andate sul sito carnevale.venezia. Aspetta. Respira. Aspetta, è solo per vedere se siete attenti. www.carnevale.venezia.it, perché potete trovare tutte le stanze virtuali che fanno più al caso vostro ed iscrivervi a quella che preferite. Abbiamo visto che cosa succede nella stanza dei bambini, abbiamo visto cosa succede nella stanza dei teenager. Adesso è il momento di collegarci finalmente con il concorso della maschera più bella, che quest'anno si tiene in maniera virtuale, ma si tiene. Ma è grandioso, direi. Vedo il nostro direttore. Direttore? Cosa fa? Aspetta, no, io lo so cosa sta facendo. Sta guardando le maschere in concorso. Sì, perché lui fa parte della giuria, vero? Sì. Il nostro team artistico. Ciao Un direttore, buon pomeriggio. Direttore, sta prendendo appunti? Come sono le maschere? Bellissime come sempre. Bellissime come sempre. Sappiamo che è difficile, però dovrà pure esserci un vincitore, no? Quest'anno. Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi noi sappiamo che le maschere vengono visionate quotidianamente, si mettono online, quindi la gente potrà ovviamente vedere chi è in concorso e poi avremo un vincitore. Il vincitore sarà l'ospite del Carnevale 2022, giusto? Sì, sarà l'ospite del Carnevale 2022, saremo felici di averlo con noi, si spera, al Carnevale. Sono in collegamento con Filippo. Ciao Filippo! Eccomi qua, ciao Tiro direttore, grazie agli amici di Televenezia, saluto Linda con cui insomma ho un'amicizia decennale che ha sbagliato il sito proprio quando doveva lanciare noi, ma porca miseria, neanche a farla apposta. No, dicevi giustamente te che oggi è la prima delle 3 semifinali che si terranno appunto in digitale, appunto nelle varie stanze e sui profili Instagram, dove vi invito ovviamente a seguirci. 3 semifinali, poi la finalissima di domenica che vedrà poi l'atto finale proprio in diretta su Televenezia, quindi ci rivediamo nei prossimi giorni. Che bello, noi siamo curiosi di vedere le maschere in concorso quest'anno, quindi è bello anche riuscire a vederle adesso in un attimino così, giusto per guardare, non ho gli occhiali, in anteprima però riesco a vedere, sono proprio belle, quindi veramente congratulazioni. Grazie, non vediamo l'ora di conoscere anche quest'anno la maschera più bella del Carnevale. Le salutiamo con Principe tanto Morris affetto. non vale. No, Principe Morris è fuori concorso. Fuori concorso. Assolutamente. Io invece direi che... Lea non è in concorso. Direttore? Lea non è in concorso e con me noi sceglieremo le maschere più belle. Vero. Siamo nelle sue mani, direttore, affidiamo tutto a lei. In bocca al lupo a tutti gli artisti che in tutti questi anni hanno sfilato sul palco del Carnevale Piazza San Marco e che anche questa volta non hanno voluto mancare di poter portare la bellezza e l'artigianato creato direttamente dalle loro mani. È vero, però non c'è festa. Non c'è tradizione che non abbia le sue specialità, è vero o no? Lo so, lo dice a me che è tutto il giorno che sto in questo caso ritorniamo proprio, aggiungi un posto a tavola, ritorniamo a parlare di specialità culinarie e ci sono dei piatti di portata, dolci, salati, proprio per tutti i gusti. Per scoprire cosa bolle in pentola durante il Carnevale di Venezia abbiamo sguinzagliato dei nostri inviati speciali, Mister Forchetta. No, proprio lui. Mister Forchetta, io lo so, sei un po' invidiosa, Giorgetta, lo so. Perché proprio... Mister Forchetta in una passeggiata tra ristoranti e pasticcerie, tra osterie e panifici per carpire i segreti della cucina veneziana. Ad accompagnarlo nel suo tour alla scoperta ovviamente un turista particolare, ma non voglio svelare di più. Prego! Salve a tutti da Mister Forchetta e benvenuti alla prima puntata di Forchetta e Piron, una affascinante passeggiata nel mondo dei sapori del Carnevale di Venezia.
Oggi avremo il piacere di incontrare lei, la regina del carnevale, la regina dei dolci, la frittella. Ma per fare questo ogni giorno avremo con noi un turista diverso che porteremo con noi a esplorare questo magico e saporito mondo. Andiamo! Signora? 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 Signorina. Oh, signorina, mi scusi, forestiera. Ehi, già si sente, una parola l'ho detto. Ah, e di dov'è di bello? Di Canicattì. Ah, della Trinacria. E immagino sarà a Venezia per ammirare i suoi monumenti. No. Come no? No, sono venuta a Venezia perché mi hanno detto che c'è Tiziano qui. Tiziano chi? Ma come chi? Ferro? E io sono una sua grande fan e non vedo l'ora di incontrarlo, solo che non l'ho incontrato. E quindi? E quindi c'ho fame, sinceramente, non ho mangiato tutta la mattina. Va bene, non si preoccupi. Vuole con me assaggiare uno dei dolci più buoni del Carnevale di Venezia? Mio, me lo chiede? Accetto. E allora andiamo alla pasticceria Rosa Salva. Rosa? Sì. Come me? Si chiama Rosa? Sì. Che coincidenza. Allora andiamo. Gian, seguici. Gian? Sì. Con noi lui? È il cameraman. Saporito. Sì, ci segue anche lui. Andiamo. Allora da Rosa andiamo a Sì, si mangia. Le panelle? Ma che panelle? Le frittelle. Ed eccoci all'interno del laboratorio di Rosa Salva, una delle pasticcerie più antiche e rinomate della città, che ha esattamente... queste sono circa 140 anni, del 1879. Siamo qui per parlare della regina dei dolci, la frittella. Ci sono però frittelle e frittelle, dico bene? Sì, le frittelle ci sono quelle veneziane, che è una pasta lievitata e noi le facciamo tradizionalmente col buco in centro, e poi c'è la parigina che è venuta dopo, che è una frittella diversa, è una pasta da bignè farcita. Noi le facciamo con la crema chantilly o con lo zabaione. E quelle si possono assaggiare pure? Certo. Perciò è differente, no? Quante ne vuole mangiare? Ci avrà un metabolismo veloce, immagino, eh? No, sto solo la bilancia rotta. E questo è tutto, quindi da Antonio Rosa Salva. È rosa? Complimenti per il nome della pasticceria, bellissimo. Va bene, da noi tutti, da Mr. Forchetta, un arrivederci a domani. E mi raccomando, approfittate delle frittelle, perché da oggi, giovedì grasso, fino a... martedì si potranno mangiare, perché poi arriva la terribile Quaresima. E allora ne devo approfittare. No, ma mister Forchetta, dai, è improponibile. Come è improponibile? Ma no, si mangia tutte le frittelle. Ma certo! Dai, Manuela, andiamo. Ma diciamo che qui c'è un po' di invidia femminile sì. per a chi funziona il metabolismo e a chi no. Vabbè, sorvoliamo. Anche perché siamo in un momento qui, altro che metabolismo. Sono arrivate? Sì che sono arrivate. Presto. È il momento proprio quello proprio speciale, quello che abbiamo annunciato per tanti giorni. Sono qui le nostre Marie, le prime Marie, perché in tutte queste giornate ci verranno a trovare le Marie in concorso. Quindi siamo felicissimi di avere con noi la nostra fata madrina Maria Grazia Bortolato e il nostro maestro di cerimonie, il principe Maurice. E li accogliamo, gli lasciamo il palcoscenico. Tutto per voi. Mi raccomando, Linda e Alberto. E così ci siamo. Quanto sono felice che riprendiamo questa cosa e riprendiamo il discorso da dove era stato drammaticamente interrotto, un po' come la festa che dicevo dell'anno scorso. Allora, prima di tutto, poiché abbiamo qui uno storico pregiato e prelibato, direi anche, facci un sunto proprio assoluto di questa tradizione. Allora, la festa è antichissima. Le Marie nascono il 31 di gennaio del 944, quando sono 12 ragazze, vengono rapite da dei pirati narentani, triestini, dalla Basilica di San Pietro di Castello durante un matrimonio collettivo. Vengono recuperate prontamente dai veneziani, che le portano in città trionfalmente il 2 di febbraio, giorno della purificazione di Maria, e da allora, durante il carnevale, diventano le Marie, queste 12 ragazze, scelte fra le più belle della città, che ovviamente sfilano durante il carnevale. Grazie Alberto, però Maria Grazia adesso ci dirà invece la nuova formula voluta da Bruno già ormai più di 20 anni fa e cosa comporterà questa presentazione ulteriore e questa elezione virtuale.
Sì, allora diciamo in forma moderna, Tosofei ha raccontato la storia, mentre noi abbiamo riportato, anzi Bruno Tosi nel 99 ha riportato questa bellissima rievocazione storica. Ora queste 12 ragazze vengono scelte tra 70-80 ragazze da una giuria di 12-14 persone e, come dicevo loro poco fa, queste prime 3 che arriveranno e che vi presenteremo, io lo chiamo, non è un concorso di bellezza. La Festa delle Marie non vuole solo la bellezza, però ci deve essere qualcosa di più, perciò non ha importanza se una ragazza è alta 1,80, se vogliamo è bellissima. Farle già vedere, Maria Assolutamente Grazia? Sì. Le chiamiamo immediatamente, perché così ci renderemo conto che in realtà sono tutte belle. Allora, partiamo con la prima. Lo scorso anno era una delle damigelle, immagino che fosse il 2019. Sì. La sua grande passione è il ballo, dopo 12 anni di danza classica ora è passata ai balli caraibici come se niente fosse, e da quasi 2 anni fa parte di un'agenzia di modelle. La sua passione è essere una ballerina e modella. Signori, Asia Canella, 23 anni, da Quarto d'Altino. La vedo sfilare, sono molto emozionato, e quando questo carnevale è titolato appunto tradizionale, emozionale, digitale, è proprio così, perché essere qui anche con voi attraverso il web è comunque una grande emozione ed è una grandissima emozione. Vieni cara, averti qua, Asia Canella, vieni. E anche lei è molto emozionata. Moltissimo. Insomma, un anno in stand-by, con tutto quello che è successo, ovviamente anche a te. Io ti farò delle domande magari più avanti, perché poi naturalmente le rivedremo tutte per la finale. Vorrei che fosse la Maria Biennale a farti una domanda specifica. Tra queste 12 ragazze c'è la mia futura erede, quindi ho bisogno di conoscerle, assaporarle e farle parlare un po'. Allora Asia, tu sei un'artista, sei una performer, ami stare sul palco, no? Quindi io ti capisco, però voglio sapere da te che sensazioni provi quando balli, quando ti esibisci? Per me ballare è sempre stata tutta la mia vita. Ho cominciato da piccolissima, avevo 6 anni, e ho cominciato con la danza classica, moderna e contemporanea. Poi diciamo che ho fatto anche tante gare, tanti concorsi, quindi non è mai stato un problema stare sopra il palco, mi è sempre piaciuto tantissimo. Poi da questi ultimi 6 anni mi sono dedicata ai balli caraibici, quindi è tutta un'altra cosa, però sì, per me è una cosa stupenda. Asia, ti ha fatto compagnia la danza nel momento di lockdown? Hai ballato da sola? Ho ballato tantissimo. Bene, dai, questa è una cosa molto bella. Ti prego di accomodarti e così proseguiamo nel presentare le tue colleghe. Grazie Asia, e ci rivediamo per la finale. Frequenta un corso di teatro, si è iscritta all'Università di Padova, abita al Lido di Venezia, ama la musica spagnola. Giorgia Maier, 19 anni, Lido di Venezia. Gioia. Sì, sono proprio emozionate, ma anche noi, ragazze, è veramente molto bello ritrovarvi qua, in particolare per me, no, Maria Grazia, che ormai le accompagno da sempre, e le ho intraviste l'anno scorso, ma finalmente eccovi qua. Ciao cara, anche per te la domanda di rito, ormai d'ora in poi sarà così, di Linda. Eh sì, anche io voglio sapere cose, quindi domando cose. Allora, tu sei giovanissima, sei fresca, hai un sacco di passioni e un sacco di interessi, però come ti vedi da grande? Cioè in futuro, come ti vedresti, come ti sentiresti veramente te stessa? Allora, sinceramente non lo so ancora. Non lo sai Devo ancora scoprire me stessa al massimo, però mi piacerebbe inseguire al massimo i miei sogni e poter raggiungerli è una cosa che mi piacerebbe, sì, arrivare a miei obiettivi. E
Mi piacerebbe trovare l'uomo giusto. Ah, vabbè, ma per quello c'è tempo, non ti preoccupare. Sì. Diciamo che quest'anno hai avuto tempo anche di riflettere molto, perché non hai potuto uscire, frequentare, vedere, o sei già un po' fidanzatina? No, questo non ancora. Non ancora, allora ecco, adesso la vedete, mi raccomando, anche se virtualmente potete già contattarvi e chissà che da cosa nasca cosa, l'amore è sempre il sogno più bello. Magari l'amore della tua vita ti sta guardando adesso, Pensa. non lo sai. Magari. Grazie Gioia. Grazie. A presto per la finale. Grazie. Modella, fa sfilate, servizi fotografici, crea abiti per se stessa. La mamma è stilista di moda. Abbiamo adesso Giulia Urbinati, 20 anni, di Marghera. Eccola anche lei. Mi piace comunque che abbiano dall'anno scorso ancora ben presente come si devono muovere, anche grazie alle lezioni, no? di Raffaele Dessì, eccetera. Allora, eccoci qua, siamo tornati, domanda di rito e poi sei nelle mie sgrinfie, anche Buonasera, tu. Ciao Linda. Giulia, buonasera. Allora, a te faccio la domanda opposta, invece di guardare al futuro voglio guardare al passato. Tu in soli 20 anni hai già raggiunto un sacco di obiettivi, hai tantissimi talenti, sai fare un sacco di cose e io volevo chiederti, ma hai fatto tanti sacrifici nella tua vita? Hanno valso la pena questi sacrifici? Allora, io sì, ho dovuto fare molti sacrifici per riuscire a raggiungere il mio sogno alla mia età, però devo essere sincera, ne è sempre valsa la pena, anche perché le persone giuste che dovevano restare al mio fianco perché capivano che io mettevo davanti a me il mio sogno sono sempre rimaste con me, quindi mi è servito per crescere, nonostante sono molto giovane, capire già che erano le persone che dovevano stare con me in questo mio percorso. Bello, bello. Una cosa, visto che sei stilista, che ti adoperi nella moda, cosa pensi e come vivi l'indossare abiti così stupendamente filologici di Atelier Longhi, Francesco Briggi, eccetera? Hai visto che ogni dettaglio è curato, conosci la moda, quindi lo sai. Sì. Cos'è per una donna, giovane donna proiettata nella moda futura, indossare un abito filologico d'epoca? È un'esperienza che commuove. Io quando ho rivisto quest'abito mi stavo commuovendo perché hai notato tutti i dettagli? Tutti i dettagli li ho notati dal primo giorno che ho avuto l'onore di poter indossare quest'abito. Ma io vi svelo un segreto, quando andavo ancora alle superiori avevo studiato gli abiti delle Marie, quindi li avevo già visti, però non questi, quelli precedenti, e quindi ne ero già rimasta molto innamorata e affascinata. Secondo me avere l'onore di indossare un pezzo di storia di addosso di Venezia, poter essere una protagonista trattata come una dama e sei vestita e agghindata come per l'epoca, che è una cosa e te la sei unica. goduta. Io me la sono goduta al massimo, mi sono sentita la regina Elisabetta. Brava, congedo anche te prima. Mi mancava il cappello. Ti congedo e ci rivediamo anche con te per la finale, certo. Ma richiamo le due Marie ad honorem, ormai un po' stagionate però sempre valide, Manuela e Giorgio. Scusate, la verità, avevo 19 anni. È la verità, è la verità. Qua. Ciao, sono Giorgia e voglio fare la Maria anch'io, se è possibile. Ecco, Quanti anni hai? Tanti. Non tanti. Ecco, pensa un po'. So. Ecco, vedi, Maria Grazia, te l'ha detto anche la fata madrina. Esatto. Ho saputo di questo concorso quando era troppo tardi, però diciamo che non è un concorso. Sfilata. Giorgia, per favore, ci riproverò. Non ne dire altre, che purtroppo abbiamo avuto così tante sorprese, così tanti ospiti che oggi dobbiamo chiudere qui. Quindi però l'appuntamento con le Marie è anche domani. Ma assolutamente. E fino alla fine del carnevale. Magari domani. Non dico più niente. Possiamo iscrivere? Certo. D'accordo. Sì? Te lo dice lei. Intanto cosa facciamo, Giorgetta? Salutiamo e ringraziamo le nostre splendide Giulia e Lieta laggiù nel giardino dell'Eden, che ci hanno veramente allietato con le loro melodie. La nostra frizzantissima Linda Pani. Ricordo l'iscrizione al sito carnevale.venezia.it per accedere alle stanze virtuali e iscriversi e partecipare e intrattenersi.
Non dimenticate l'hashtag ufficiale che è hashtag Carnevale Venezia 2021. Pubblicate sui social le vostre foto, condividete. Giorgette, scusa, salutiamo solo le donne, gli uomini non li salutiamo. Io perché oltre a salutarlo volevo andare proprio ad abbracciarlo. Non si può allargare, non si può. Non si può. Alberto Tosofei, eccolo qui, il nostro principe, e poi un altro principe meraviglioso. È una corte meravigliosa, corte dei miracoli, perché abbiamo fatto e stiamo facendo miracoli, Maria Grazia. E dulcis in fundo, Maria Grazia Bortolato. Allora, ci rivediamo domani, non pensiate che abbiamo finito qui, è vero? Io devo andare a mangiare ancora frittelle, galani, castagnole, di tutto di più. Oggi è giovedì grasso! E poi ci saranno ancora tante sorprese per voi. A domani! Altre 3 Marie domani, tanti ospiti, tanti collegamenti. Grazie a tutto lo staff di studio e da casa in regia. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao. A domani!